Mamma mia, si gode assai, perché vincere a Bergamo con 3 gol e con 3 assenze pesanti, quella di Di Lorenzo, quella di Rrahmani e Osimhen, un Napoli così, ti fa uscire pazzo, ti fa avere il cuore a 3000, quello non è un sogno, è un miraggio, chi lo sa, ma se continuiamo così ci fate uscire pazzi, ma ciao a tutti amici, da Napoli l'87, prima di iniziare con il video vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace, ad iscrivervi al canale se non siete iscritti, attivando la campanellina per essere aggiornati con i nuovi video e condividete questo video con chi vi pare. Mamma mia, una prestazione diciamo non di alto livello, ma che basta per vincere una partita difficile a Bergamo, e non era facile, anche se andiamo a vedere l'Atalanta ha avuto il pallino del gioco, avrà avuto qualche occasione in più, ma noi siamo stati più cinici sotto porta, le occasioni che ci sono capitate le abbiamo sfruttate. Ma Zanoli, come l'ha sostituito a Di Lorenzo Zanoli? Mamma mia Zanoli, che combinate, che partite hai fatto? Tu l'hai fatto sbloccare la partita, il lancio lungo per Mertens, Musso che travolge Mertens, rigore netto, perché non mi venite a parlare che rigore non c'è, rigore netto, proprio pigli i piedi di Mertens, il pallone non lo tocca Musso. Comunque l'Atalanta ha avuto il pallino del gioco, ha avuto più occasioni di noi, ma noi siamo stati più cinici e abbiamo avuto più personalità e più voglia di portare a casa i 3 punti e ci siamo riusciti da grande squadra, ragazzi. Queste sono partite, scusate, che ti cambiano una stagione. Ci siamo, abbiamo preso 3 punti fondamentali in un campo difficilissimo e questo ci fa capire che il Napoli c'è. Dobbiamo aspettare il Milan questa sera, cosa farà con il Bologna, speriamo in un Kinder sorpresa, che esce una bella sorpresina. Intanto la Juventus cade in casa, ieri sera perde in casa con l'Inter, anche lì fra episodi arbitrali e tutto altro, ma a noi ci interessa il nostro Napoli. La Juve sarebbe fuori dai giochi, ma il campionato è sempre lungo, ci sono 7 partite, l'Inter si rimette in corsa con una partita in meno, può riprenderci, ma comunque noi siamo lì, non ci importa del resto, noi dobbiamo vincere tutte le partite noi, e poi se gli altri fanno i passi falsi, soprattutto quelli in avanti, ci fanno un favore. Parlando della partita, ragazzi, mi sono piaciuti Zanoli e Mario Rui su tutti, i terzini veramente tanta roba, da Zanoli che ha fatto un partitone, ma soprattutto Mario Rui che è stato criticato tanto negli ultimi anni, all'inizio della stagione, ma Mario Rui ha fatto una prestazione della Madonna ieri sera, cioè era su tutti i palloni, difendeva, si proponeva avanti, partitone di Mario Rui. Mamma mia, oh professore Vesuviano, ma si forte un frat. Mario Rui ce lascia proprio un baffo in terra, un campo. Tanta roba, Marietto, tanta roba. Io ti voglio bene a te, a Zanoli che ha fatto una grande partita, ma soprattutto quello che ho sempre criticato, a Capebomb, Lobotka. Partita fenomenale, partita di alto livello. Mamma mia che partita ha fatto Lobotka. Anche a lui tra i migliori in campo, Zanoli, Mario Rui e Lobotka, ma ci metto anche Insigne per il gol fatto sul calcio di rigore, per l'assist per Politano con un altro bel gol di Politano a volo. Mamma mia che gol ha fatto Politano. È vero che la difesa dell'Atalanta se n'è andata a fare scampagnata, perché non capisco come hanno fatto a lasciare solo Politano, sono stati presi di sorpresa, ma tu non ti puoi mettere a fare un picnic mentre c'è una punizione per il Napoli. Comunque bello schema, bravo Insigne, bravo Politano per il bel gol, che poi subiamo il gol praticamente nel secondo tempo dall'Atalanta, dopo che Ospina fa anche una grande parata, proprio ora non mi ricordo su che giocatore, fa una parata bellissima, e poi De Ron, che è stato, mi sa, l'uomo più pericoloso dell'Atalanta, che è andato già vicino al gol qualche volta, fa il gol su un assist di Miranchuk, bel gol anche quello di De Ron, bisogna dirlo. L'Atalanta ha avuto le sue occasioni, ha fatto un'ottima partita, complimenti a loro, però io mi sento di dire che il Napoli ha meritato di vincere questa partita, perché ci ha messo più cattiveria, più personalità e più voglia
ha voluto di più vincerla questa partita, a differenza di un Atalanta che ha avuto le sue occasioni. Il Napoli è sempre sembrato in partita più pericoloso dell'Atalanta ogni volta che andava verso l'area avversaria. Il 3-1 bellissimo anche quello, un contropiede dai due subentrati nel secondo tempo, ovvero Lozano e Elmas, assist di Lozano che vede Elmas, scusate, deve solo appoggiare dentro. Mamma mia, no, ditemi che non è vero, ma è vero o non è vero? È vero, io non lo voglio dire, perché noi siamo lì. Mancano 7 partite, abbiamo preso il Milan, ieri l'Inter ha vinto purtroppo, era meglio un pareggino, ha vinto, si mette a 3 punti sotto da noi, deve recuperare una partita, può venirci a pari punti e questo non è buono, però comunque noi guardiamo il nostro cammino, Pollate stanno a fa male da sola, però non voglio nominare quella cosa lì, però siamo lì e non voglio nominare Koulibaly, vabbè. È una rima un po' stupida, però comunque ragazzi, a parte Koulibaly ora l'ho nominato, che partita anche di KK, che ne parliamo a fa, così come Juan Jesus. Aspettavo di più da Zielinski, ancora non è ritrovato Zielinski, il miglior Zielinski ancora non lo stiamo vedendo, anche Anghissà non è che mi sia piaciuto tanto, Insigne è benissimo, perché vi ho detto ha fatto gol, ha fatto assist, bene anche il capitano, bene anche Mertens che si è andato a procurare il rigore, Lozano bene come subentrato, bene Politano che è partito titolare e ha fornito anche un grande gol, il gol del 2-0. Mamma mia, sto uscendo pazzo da capo e sto suonando veramente, frate. Mi sono svegliato, però sogno anche da svegliato. E niente, con questo è tutto ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciando un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto se ancora non l'avete fatto e che aspettate la carrozza, oppure che aspettate che vinciamo. No, non lo dite, Napoli, non lo dite, ti chiamano un pack. Mio caro Juventino, speravi nello scudettino, invece te ne vai andata a votare a Torino, guardando un Napoli, a dove sta un Napoli? A -7, io non lo vedo, caro sta, ma che cazzo? Ma sei là a Napoli? Io pensavo di andarti a -4, invece non ti vedo più, non ti vedo più, sei andato lassù, non ti vedo più. Invece, sarà una lotta con le milanesi, speriamo di farle come le cotolette, poi non dico niente, non dico niente. Buon inizio settimana a tutti amici, da Napoli 87 e come sempre, forza Napoli!